Bene cari amici, oggi siamo alla seconda puntata di un approfondimento geopolitico, naturalmente nel contesto dove viviamo in questo momento, dopo aver esaminato la guerra, diciamo così, d'Ucraina, l'invasione della Russia all'Ucraina. Adesso però c'è un'implicazione che riguarda un po' questo rigurgito, questo colpo di mano che Hamas ha portato verso Israele, un colpo veramente quasi ferale, dove Israele è stato in qualche modo preso alla sprovvista. Ecco, ma stasera abbiamo incontrato di nuovo il professor Pasco qui nel suo studio, e naturalmente dovremo chiedere a lui che cosa succede, che implicazioni hanno queste che Mosca ha dato ad Hamas, armi, sono ucraine, che cosa succede? Si dice che le armi ormai è un business infinito. Bene, vediamo con il professor Pascolo che cosa succede. Attendete. Beh, diciamo che nel conflitto attuale che vede implicato Hamas e Israele, effettivamente sono state trovate armi ucraine. Naturalmente gli ucraini hanno cercato di addossare la colpa ai russi, ma c'è stata una secca smentita. Sì, la guerra mediatica continua tutti. Ecco, è stata una, diciamo, smentita secca da parte di Israele. Le armi, come sappiamo, sono come i soldi, non puzzano. E il traffico d'armi è sovranazionale. Chi produce armi ha interesse a venderle, indipendentemente da chi è l'acquirente. Al di là degli appelli del Papa, degli appelli Certo. sulla pace nel mondo, le armi continuano a essere prodotte, i conflitti continuano. Le macchine sono automatiche, i proiettili si producono, i fucili si producono, quindi le nazioni che producono devono vendere o hanno piacere perlomeno di vendere. Quindi noi le armi le troviamo da altre parti. Naturalmente in Ucraina sono arrivate tantissime armi, molte, lo abbiamo sentito varie volte, hanno preso le strade dei trafficanti d'armi. Anche perché il potere centrale ucraino non è molto solido, no? Teniamo conto che ci sono migliaia di persone che... Sì, il controllo diciamo che non è totale, Sì, insomma, non una è situazione totale. di caos come questa è un po' impossibile. Esatto, Ecco. quindi il controllo non c'è, quindi è chiaro che un po' di navi o traghetti o camion Insomma, di materiale bellico prende tutte le strade possibili per Israele. Hamas ecco professore, come nasce Hamas? Perché Hamas è una fazione molto molto pericolosa. Ecco, Hamas diciamo nasce dalla disgregazione del mondo arabo, ovviamente. No? Stiamo parlando già ai tempi della seconda guerra mondiale, in realtà non con il nome di Hamas. No? In un certo periodo storico, ad esempio quello delle prime primavere arabe, o anche prima peraltro, no? Dove noi ci siamo rallegrati sulle primavere arabe. Esatto. In realtà alcune entità di tipo geopolitico, non stiamo a fare i nomi per educazione, comunque chi ascolta lo capisce. Basta andare su internet, insomma, e fare un po' di screening. Hanno potenziato l'ala dei fratelli musulmani. Per esempio in Siria i fratelli musulmani hanno tentato di sovvertire il governo siriano ancora ai tempi di Hafez el-Assad. Anche in Egitto mi pare che hanno avuto... In Egitto anche, no? E lì abbiamo anche la vicenda del regime, che magari ne parliamo un'altra cosa. Ma un'altra puntata dedichiamo anche lì. Allora Hamas a un certo punto viene potenziata o si autopotenzia, in parte viene finanziata da entità che sono interessate a diminuire la forza di Arafat e quindi della fazione palestinese, la famosa Al-Fatah, Sì. che Così nel chiama- 68 si usava dire Al-Fatah vincerà. Ecco, Al-Fatah
che considerata un po' più governativa, ma più insomma... governativa, certo, ma infatti Dan Segre, un noto diplomatico italo-israeliano, addirittura a Lugano ha fatto incontrare delle delegazioni arabe e israeliane per trovare una soluzione del conflitto. Mi permetta, cosa anche che in questo momento si dice che ci sono degli incontri segreti per gli ostaggi, no? Perché Sì, questi ostaggi un conto potrebbero... è gli ostaggi, un conto è creare quello che era nell'idea Le condizioni magari per una condizioni convivenza di creare due stati, è l'unica soluzione. che è l'unica soluzione, perché è evidente che è meglio avere due stati oppure uno stato confederato come la Svizzera. Ma non potrebbero convivere, però insomma, si è possono visto. convivere. In una situazione del genere la convivenza è praticamente impossibile. Ecco. Allora Hamas viene potenziata dall'Iran, ma non solo, no? Ma anche, credo, anche dagli Stati Uniti, no? Per contrastare Arafat, quindi il movimento Fatah. E si può paragonare un po' Hamas con l'ISIS, Certo, siamo sempre della stessa questione. stessa famiglia più o meno. Quando in Afghanistan l'Unione Sovietica viene messa alle corde, viene messa attraverso i Mujahideen, che venivano finanziati, soprattutto i Pashtun che stazionavano in Pakistan e che venivano foraggiati con missili Stinger, che non erano sicuramente fatti l'Unione Sovietica dalla Barilla, l'Unione Sovietica e la Russia che gioco può giocare in questo momento? Perché Putin chiede sempre la pace, la mediazione, diciamo ma anche che la stessa Turchia ha chiesto, cioè tutto il mondo arabo si muove a 365 ecco, gradi. diciamo che moltissimi abitanti di Israele sono di matrice Russa, no? e per cui c'è tutto Quindi c'è l'interesse. l'interesse di mantenere un equilibrio. Ma quindi abbiamo detto Hamas nasce nell'interno dei fondamentalismi islamici, viene in parte potenziato in funzione anti-Arafat, questo è il mio parere. Sì. È chiaro che qui noi parliamo in maniera molto libera. E quello cosa succede? Succede che Hamas, con i finanziamenti che gli arrivano, no? Non solo potenzia un'ala militare, ma potenzia soprattutto un'ala civile, cioè dà al popolo palestinese, o fa finta di dare, comunque gli fornisce le scuole, fornisce ospedali, però fornisce anche le madrase, cioè le scuole coraniche dove si allevano ovviamente si formano i futuri combattenti. D'altra parte, come diceva bene Andreotti, no? Se tu hai delle persone che soffrono, che non hanno prospettive di vita, che magari gli è morto il fratello, gli è arrivato un missile e ha ammazzato la sorella, no? O il cugino o il papà, no? Ecco, l'unica prospettiva di vita è quella detta in termini biblici, muoia Sansone con tutti i filistei. In questo caso è esattamente il contrario, perché i palestinesi sono i filistei, che sarebbero i veri palestinesi, quelli di memoria biblica. Ecco, in questo momento anche gli Stati Uniti sono un po' sotto scacco perché erano numerosi fronti aperti, no? E sono costretti anche a dare una mano a Israele, perché si sa che alle prossime elezioni anche americane gli ebrei contano molto. Diciamo di sì, ma da sempre. Ma il vero problema è che gli Stati Uniti sono una macchina per produrre materiale bellico, quindi diciamo non dico il presidente, non dico il vicepresidente, sì, non dico il Parlamento, ma il sistema economico è proiettato in quella direzione. Quello che io avrei preferito succedesse è che Israele non minacciasse un attacco o provocasse un attacco come sta facendo Netanyahu, no? Avesse inondato la striscia di Gaza utilizzando tutti i finanziamenti possibili e immaginabili, chiedendo supporto all'Europa, fornire Gaza di cibo, dei razzi alimentari,
merci. Cioè al contrario, Esatto. cioè non chiudere. Perché? Perché la gente si ribella quando entra in crisi. Adesso dicono, gli chiudono l'acqua, dopo 3 giorni, 2 giorni o 2 o 3 giorni che non beve, o diventa una belva o crepa, no? Cioè, non c'è altra possibilità. E quindi va ad ingrossare le file di Hamas. Va a ingrossare le file di Hamas che, pur non essendo un'entità, diciamo, eticamente accettabile, è comunque un'entità che ti dà l'illusione, o perlomeno di poter... Comunque anche Israele rischia molto, perché insomma sono 2 milioni di abitanti in un fazzoletto. Un parallelo del cavolo, no? Qual è la persona che in America Latina, nella sua nazione, godeva di grande popolarità e affetto? Il narcotrafficante Escobar. Sì, esatto, sì. Perché lui vendeva la droga, la vendeva negli Stati Uniti, la vendeva di qua, la vendeva là, per il popolo che lo circondava, sì. Lui era un benefattore, no? Anche perché gli faceva star bene e lavorava per lui. E quindi devi tener conto di questo aspetto, no? Che, diciamo, produrre azioni militari fortissime. Sì, ammazzerai magari il 50% di quelli di Hamas, però sì. In realtà hai creato la situazione di Ecco, adesso di tensione. Ci sono due fronti aperti, no? Che cosa farà l'Europa, e poi c'è la Lega Araba che in qualche modo si sa da che parte sta. Allora, la Lega Araba, diciamo, va un po' qua, un po' là, no? Perché poi ci sono gli accordi Arabia Saudita Israele che sono in stand-by, no? Però questo è un altro dei motivi forse che altra questione. Ecco, gli Stati Uniti in questi giorni o ieri hanno bloccato i fondi, 5 miliardi di dollari mi pare, iraniani, che erano gestiti dal Qatar o qualcosa che ci sono. Ma si cerca una diplomazia e anche una coercizione economica, ma certo. Non basterà probabilmente. Però, e l'Europa è lì. L'Europa è sistematicamente assente perché non ha governanti all'altezza della situazione. Insomma, no? E l'Italia rischia qualcosa? L'Italia l'Italia meloniana, potremmo dire l'Italia di Draghi, legata alle banche, no? Ci voleva un Andreotti adesso. Ma mi ricordo il lodo Moro e poi anche Andreotti che in qualche modo ci hanno preservato da attentati e tutta questa roba. Ridateci Andreotti. Anche se, diciamo, aveva le sue debolezze. Però insomma, come politica estera di livello noi dobbiamo anche... È proprio lui che dice in una vecchia dichiarazione che andrebbe riascoltata: se tu tratti male le persone poi diventano terroristi. È chiaro, insomma, essendo uomo di fede sapeva anche come affrontare questioni. Sì. Bene, professore, mi pare che abbiamo dato uno scandaglio molto interessante. La prossima puntata parleremo di Regeni, perché potremmo anche farlo, o magari farò 2 puntate. Sì, perché c'entra con la questione dei fratelli musulmani. Bene, magari parleremo dei fratelli musulmani e poi troveremo in tutto il Medio Oriente. Bene, grazie ancora professore e naturalmente alla prossima. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori.